Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi voglio introdurre un altro argomento che fa sempre parte di entità del piano mentale. Abbiamo già visto in passato infatti le egregore, i pendoli, abbiamo visto le forme pensiero e le larve, oggi vi parlo dello schema mentale. Sono tutte forme differenti, sebbene appunto ad accomunarne sia la sussistenza sul piano mentale. Il primo a parlare di questo fenomeno in ambito psicologico fu Jean Piaget nel 1926. Fu ripreso poi questo argomento da Frederick Bartlett e anche in ambito magico chiaramente ne è stato parlato e appunto dal punto di vista occulto chiaramente si pone in altri termini. Ma vediamo cos'è uno schema mentale, così che riusciate a comprendere se anche voi siete soggetti a una manifestazione di questo tipo che tra l'altro è più frequente di quanto possa immaginarsi. Abbiamo appunto visto come le larve e le forme pensiero necessitino di essere richiamate e rivissute dal soggetto che appunto le alimenta col proprio psichismo e in effetti anche lo schema mentale in questo senso ripercorre questa forma di autosussistenza e di alimentazione. Ha necessità infatti che il soggetto che ne cade vittima cioè lo alimenti con appunto la ripetizione e la reiterazione del pensiero. In cosa differisce però? Allora, il modo più facile perché possiate comprendere il meccanismo di uno schema mentale è fare qualche esempio. Almeno così sarà più facile individuare la sua struttura e come agisce. Dunque, se per esempio una persona è soggetta a un pensiero ricorrente, beh, questo sarà semplicemente una forma pensiero che poi, alimentata giorno dopo giorno, diventerà, assumerà sempre maggiore vitalità fino a diventare una vera e propria larva, che appunto va a infestare il piano mentale dell'individuo e così via. Questo l'abbiamo già ampiamente spiegato. Per quanto riguarda invece uno schema mentale, occorrono delle componenti aggiuntive, vale a dire che il soggetto deve avere delle forme di preconcetti a cui rifarsi, deve appunto attingere a un immaginario ed è infatti su quel piano che lo schema mentale lavorerà molto di più, perché questo piano immaginifico è completamente, in certi casi, difforme dal piano reale, cioè magari nella realtà le cose stanno in un certo modo, ma il soggetto è incapace di vedere la realtà perché è condizionato dai propri preconcetti e li alimenta attivando appunto il processo di attenzione selettiva, pertanto una volta che è allertato a vedere una determinata cosa che, ripeto, si è autosuggestionato a vedere, da lì in poi vedrà solo più indizi che perorano la sua causa e che la avvalorano. Dunque abbiamo una forma molto perniciosa perché questo soggetto non è poi più in grado di vedere le cose per quelle che sono, proprio perché dal suo punto di vista troverà tutte le giustificazioni per continuare a pensare come pensa e a vedere anche l'invisibile, cioè quello che non c'è, che non esiste. Come ho detto, il modo migliore per comprendere uno schema mentale è fare qualche esempio. Allora, prendiamo ad esempio le impressioni che possiamo avere quando incontriamo qualcuno per la prima volta. Magari una persona ha un aspetto burbero perché ha dei tratti somatici particolarmente marcati o di un certo tipo, magari anche il suo atteggiamento è un po' originale
un soggetto che osserva questa persona può riceverne un'impressione che non è corrispondente alla persona che ha davanti, ma piuttosto è una proiezione di un qualcosa a cui può attingere, cioè nella sua memoria probabilmente c'è il preconcetto che le persone che hanno quell'aspetto magari sono stregoni oppure fanno del male alle persone, magari l'aspetto di una persona violenta e comincia ad avere questa prima impressione di quella persona e a percepire qualcosa che non va. E possibilmente l'altra persona in tutto questo non c'entra assolutamente nulla e lì si è presentata oppure l'ha incrociato per caso, magari aveva un'espressione tesa perché aveva altri pensieri e però non riusciamo a restare neutrali nei confronti di questa persona, non perché ci piaccia giudicare ma perché il cervello lavora per associazioni e quando vede qualcosa di nuovo in automatico va a cercare nel suo archivio mentale a cosa può somigliare questa cosa che stiamo vedendo per la prima volta. Gli serve perché ha bisogno di punti di riferimento costanti e perché non è sempre in grado di ben tollerare cose nuove, soprattutto se abbiamo magari dei meccanismi di difesa e siamo persone che si preoccupano. E qui appunto si entra poi in un altro livello che è quello egoico e così via. Ma torniamo al nostro esempio. Dunque abbiamo l'uomo dall'aspetto burbero, che poi magari in realtà è un pezzo di pane, e l'altra persona che l'ha visto per la prima volta e che si è formato un'impressione sulla base di proprie memorie e preconcetti. A quel punto, quel poverino dall'aspetto burbero, qualsiasi cosa farà, non riuscirà in alcun modo a essere visto per quello che è, anzi, siccome la persona che si è formato quell'impressione ormai ha sentito dentro di sé che quell'essere, quella persona lì è malvagia, riuscirà a vedere nelle azioni dell'altro qualcosa che dirà, ecco, è perché è malvagio, perché è cattivo, e perché è così. Ecco, e cosa succede? Purtroppo questo è l'avvio, l'innesco dello schema mentale. Lo schema mentale cosa fa? Farà sì che la persona che ha queste impressioni continui ad averne altre, si innesca, come ho detto, l'attenzione selettiva, ma ad innescarla è questa entità del piano mentale che è lo schema mentale e da quel momento in poi siamo in scacco perché cominceremo ad immaginare cose anche che quella persona non ha detto, finiremo perfino sognarla a occhi aperti, no? E se l'abbiamo incrociata elaboreremo delle cose in più che in realtà non sono avvenute, oppure ecco, ha detto questo ma voleva dire quello. Ecco, questa è l'azione dello schema mentale. A questo punto la vittima dello schema mentale entrerà in uno stadio progressivo sempre peggiorativo, ecco, sempre peggio, fino a quando l'altro probabilmente farà un qualcosa che non ha alcun legame con la visione di questa persona, perché comunque in realtà quella persona è un'altra, ha qualche altra caratteristica, e non ha niente a che vedere con l'immagine che si è prefigurato questa, della vittima dello schema mentale, però suo malgrado farà o dirà qualcosa che sarà la prova schiacciante contro di lui. A quel punto la persona vittima dello schema mentale, che a questo punto diventa anche vittima di quella persona che non c'entra niente, comincerà a vivere forme di persecuzione e questa cosa può ingigantirsi in modi pericolosissimi e sempre a scapito della vittima dello schema mentale. Questo era un esempio. Un altro schema mentale fortissimo e che tra l'altro si nutre di energie estremamente dirompenti è uno schema mentale a base erotica.
Dunque, come abbiamo visto, la struttura è quella, cioè una persona che immagina delle cose di un'altra ma che non hanno alcuna attinenza col reale e che viene poi appunto costantemente alimentato fino a diventare una vera e propria anche ossessione. Ad aggravare la situazione c'è la possibilità che il soggetto vittima dello schema mentale, praticando anche autoerotismo e rilasciando quello che sono i liquidi seminali, i liquidi corporei, vada ad alimentare questo schema mentale proprio come la tradizione ci racconta dei succubi, okay, e dei vampiri energetici, cioè che appunto si nutrono di questa forza vitale contenuta nel seme. Non entro nel merito di alcun esempio perché ce l'abbiamo sotto gli occhi costantemente visto l'aumentare di queste forme di schemi mentali. Sappiate che sono difficilissime da controvertire, c'è bisogno dell'intervento di un mago molto forte che spesso darà delle indicazioni e purtroppo la vittima dello schema mentale non crederà una parola di quello che gli dirà il mago, che magari vedrà bene che è tutto un costrutto mentale che non ha alcuna sovrapposizione attendibile con la realtà, ma può, se non annullata questa forza, se non si domina questa entità sul piano mentale, è molto difficile venirne fuori e in genere determina grosse discussioni, grossi litigi, grossissime incomprensioni, a volte rotture definitive con persone che per il semplice fatto di non essersi chiarite subito vedono poi appunto deteriorarsi rapporti che invece potevano essere positivi per tutti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!